È bellissimo il senso di questo gesto perché appunto mette insieme una collettività delle persone che vogliono donare, anziché fare il gesto singolo, comprano alla Decathlon, acquistano una cartolina regalo che può essere per le scarpe, per magliette, per giacche. Questa cartolina poi viene spedita all'indirizzo di questo gruppo e questo gruppo, una volta che ha raccolto le varie cartoline regalo, riesce ad organizzare la spedizione oggi ad esempio di 3 colli di scarpe, altre volte di altri colli, di altre cose. Ci hanno già molto aiutato, ripeto, è un gruppo magnifico e purtroppo 3 colli di scarpe sembra una cosa enorme in una serata come quella di ieri sera che abbiamo avuto 40 migranti, finiscono in 5 minuti. Questa sera forse qualcosa ci rimane se non arrivano, perché non sono neanche le 6, i ragazzi arrivano alle 6, poi continuano ad arrivare di notte, anche arrivano alle 9, alle 10, alle 11, continuano ad arrivano dai boschi per non farsi intercettare dalla polizia, arrivano in condizioni assolutamente disastrose, i piedi sono piegatissimi e quindi le scarpe sono addirittura più preziose del cibo, anche il cibo è prezioso, però senza le scarpe non puoi andare a cercare cibo. Mentre il cibo lo puoi avere solo avendo le scarpe, quindi le scarpe sono un bene preziosissimo, partono, fanno 350 km tra le foreste, i boschi, i fiumi e non sono ovviamente scarpe da trekking, non sono scarponi per le montagne, sono semplicissime scarpe di tela, scarpe da ginnastica e le montagne della Bosnia, ma poi entrano in Croazia, le montagne della Croazia hanno delle salite ripidissime, delle discese altrettanto ripide, dove si frantumano le gambe e si frantumano i piedi. E arrivano qua con le scarpe che sono dei fili dirette. Ecco, per cui c'è questo bellissimo gruppo WWMIH di Giovanna Prati e i suoi collaboratori che sono riusciti a mettere insieme la società civile e questa è la più bella dimostrazione che esiste una parte di comunità che è solidale e che tiene i valori della solidarietà. Grazie Lorena. Grazie a te che sei qua. Grazie. A te.